Io ho bisogno. Era nata lì ancora chi la lingua pericolava e chi ci voleva fa qualcosa. Dunque sono stata sempre attenta sui discorsi, poi più a famiglia. Mi trovavo fuori ai corsi che mi sono maritato, gli ho avuto i zitelli e ci voleva trasmettere. Dunque, a mia moglie un po' di amica, sono stato io che gli ho avuto cercare di riflettere a trasmettere il più possibile da che i zitelli potessero esprimersi in lingua corsa. Ma tutto in memoria non si può ridare, dunque ho cominciato a scrivere so chi mi bisognava e così, poesiole, piccole volette, è principiata così. Può essere stata meglio, ma si è fatto ciò che si è potuto perché a tempo cercavo a scrivere, cercavo a scrivere per il bisogno che aveva l'azione e poi entrare all'azione, e dunque era tutto tempo che mancava scrittura, non sono mai stato un scrittore appassionato di scrittura. Scrittura per me era una maniera di continuare la vita corsa come ti ambiaio. Dunque, poi c'è la dica di principiato che 30 anni passati. Se mi voglio ricordare, parlava corso avanti a scuola, dopo ho parlato corso francese ci ho messo un tempo, ma dopo mi è piaciuta. Mi sono piaciuti i poeti francesi, dunque questa cultura era a me, ci pigliava un piacere come un sforzo per un travaglio che era istitutore. E in qualche modo ho cercato di copiare un corso sul come diceva francese di maniera IVA, dunque di istruirmi e poi rirande ai zitelli, e sono venuti grandi perché si cominciava a cantare, si voleva cantare la pagliella, si voleva cantare le polifonie, e io ero presente e io cerco come tutti. E ci sono chi mi hanno mandato, si sono avvicinati, e certe poemi che sono venuti, nuove forme tradizionali, sono potuti essere cantati, sono stati cantati da gente conosciuta di tanto, Antonio Giosi, e è quello che mi ha dato la rama di scrivere. Ma come diceva prima, non sono mica un scrittore e mi posso passare di scrivere, ma quando scrivo, per un ho scritto poemi che dopo sono diventate canzoni. Mi viene in capo parecchi affari, sui sogni di essere presente con gli altri nella comunità che cercano di indirizzare la strada, e poi dopo di vedere che la trasmissione si fa e chi c'è un ritorno fa anche piacere. Fine rassicurezza, il piacere è venuto dopo. 36 anni non era mica un piacere, era come una maniera piccia, dunque ci ha continuato. Poi è vero che mi dà più piacere. E tanto ho lavorato in maniera più continua con certa gente, con i Mufrini, con Felici, ed altri ancora Ruppi. Bisogna venire e dunque io scrivia, ma non ho mai anticipato scrittura assai, perché qui adesso è un'opera e adesso è pubblicata. Eppure tutti gli amici che scrivevano pensavano che li facevano so che ci voleva fare, ma mi sono detto ognuno usa il registro. Ho principiato per un racconto con un rigiro, quando ho lasciato il rigiro di Renato Gutti e di Domenico Antonio Geronimi, ho continuato a scrivere Pinuccia dentro, ma dopo a un racconto, alla prosa, è venuta la poesia e mi sono più spiccato la poesia. Io ho capito che la mia tendenza era questa, volevo fare qualcosa, questa poesia è diventata canzone, parecchie, infine ci so che erano corte, certe sfiaramatturate come lo si dice in corso, assai poemi per i zitelli, qualche poema di grande per i maioli c'eremo, ma assai sono stati cantati e io ho navigato così senza volermi troppo questioni. E questioni mi punia nell'azione che facevo in lingua corsa, piuttosto che per portare una scrittura. Per la scrittura ho letto i poeti corsi, ho letto qualche poeta italiano, i poeti francesi, e la forma corsa
mi conveniva proprio e forme fatte, stabilite, non ho mica cerca sorte, perché era meglio una scrittura di forma tradizionale, mettendo su isparità, su ritmo sferenziato, dentro la forma fatta. E quando ho visto che escevano i poeti moderni, giovani, è stato un respiro perché mi piace assai. In francese ti ho detto già i poeti che scrivevano in versi liberi, in versi sciolti, senza rima. Ma io non ho mica intesa la necessità di farla, dunque l'ho mica fatta. Ma mi sono rallegrato di vedere che questa tendenza si affermava e si confermava in lingua corsa, perché è un registro assai necessario oggi. Ma allora, come pensare che l'altro non c'è mica che lo si perdissi, mi sono stato appena non te mostrare. Allora, più parezze direzioni, ritrovo sempre un'unità fondamentale, un rapporto alla Corsica, un rapporto al paese e un rapporto all'umano, perché non spicco mai dell'umano. Dunque, la natura mi interessa, mica tanto si innava, ci hai pensato spesso e la fa perché ci sono chi sono contro, ma mi pare necessario un'iscrizione alla natura, in poesia. Un lirismo non mi interessa, ma assai temi non agli animali, non alle stagioni, da un po' che passa. Questi sono fatti che mi interessano. Poi mi interessa la vita dell'uomo, la vita dell'uomo, l'amore. Come tutti abbiamo avuto anche la vita, dunque potrebbe dire non c'è l'amore e passione, mica sai, sono piuttosto di un certo pudore a parlarne, ma infine scrivo testi non all'amore, c'è parecchie maniere di scrivere testi non all'amore. Non la lotta di popoli e di un nostro, in petto alle situazioni che gli sono poste e che non dicono bene non mica, dunque c'è di noi un contenuto politico. E poi scrivo di non tanto rapporto che ci può essere tra la natura, gli animali e l'uomo, una specie di yoga permanente, e soprattutto in un mondo zitellino, che è lì, gli piace far parlare gli animali, situati nella natura e poi beh, un po' aperta educativa che lo vuole anche per egli, dunque questo è fatto assai. Dopo, non so, la continua io, ma cioè essere realisti, perché a quel tempo avanza, sono buono così, e sono io che scrivo come sti giovanotto ogni giorno, e ti piace con te la falla. Si voltato tu. C'era un bosco e non c'è più, dove tu volti tu. C'era un albero e non c'è più, dove tu volti tu. Usione con il fuoco hanno stirpato ogni luogo, dove tu volti tu. C'era un paese e non c'è più, dove tu volti tu. C'era una casa e non c'è più, dove tu volti tu. A miseria guavara hanno messo tutto in terra, mentre non c'era tu, Pianta un albero di nu, dove tu volti tu. Alza una casa di nu, dove tu volti tu. A mezzo ai tuoi fratelli falli gli giorni più belli. Si voltato tu. Bene ingrandato. Andati passo un passo con voi a mo' premura. Ave l'occhio ignorugo, un gesto che assicura, un gorra batti che tiene caro e cura. E bene ingrandato. Ogni basso è sattante a ciò che lo accore. Un contane fatica, né tempo né sudore. Regalabi a spiga, un rano e usa fiore, e bene ingrandato.
di un mondo che bene, dibine bene risa, fabilu l'accompagno se le strade precisa, e se ne parapara a minima incisa, e bene vi ingrandà. Non conosce uno che non sia sperduto, per un nulla inciampo offre un mondo d'aiuto, e può dare tutto, di nunda un mediuto, e bene vi ingrandà. Attento a te, pasci in l'uno geluledo e mi sterpi vigna urto. Non hai nessun riguardo per me, sai onora colto. A davanti l'inguernata a trovare a collo d'urto. Facci la cignale in grado, la più trove dove stighe. A sano i cacciatori, dove le sue don vestite. Domani pronta di puro a pagare danni e ferite. Una busta, una sola, ci sarà senza fuggire. Ma la valise radio con so cacciatore vile. Rispetto di mammighi, conte di un moganile. Se tu senti un mocursino, quello che ha l'abbaglio secco, fa pure i passi doppi, se no si segnala l'ecco. Chi è figliolo di brusco, un male va a un merco.